Io confesso, scrissi le mie prime righe pochi giorni dopo aver compiuto i 15 anni. Mi ricordo ancora, era il 25 settembre 2008. Seduto sulla sedia della mia scrivania con la mia chitarra, esordivo con la frase «Cosa sono io per te?». Questo grande punto interrogativo che sempre mi accompagna all'incontro di nuove emozioni. Erano righe dedicate all'amore, alla gioia, a tutto quello che un rapporto umano può regalarti. Naturalmente il tutto visto con occhi ingenui, di chi vuole cogliere una rosa senza tener conto delle spine. L'embrione, impiantato nella mia testa, parlava del colore rosso, del bianco di un fioglio violato dall'inchiostro nero, del sole, della luna, dei vorrei, dei sogni e della natura. Col tempo, come dicevo, oltre che i petali, ho iniziato a conoscere anche le spine, più o meno grandi, più o meno puntute. Ma in tutto questo percorso, nel mio intimo, ho capito che non esiste spina che non faccia male, e certe fanno talmente male da darti duri insegnamenti per la vita. E partendo dal basso ti accorgi che superate le spine puoi apprezzare la delicatezza dei petali posti all'estremità della bellezza. Parlavo del desiderio di diventare qualcosa per qualcuno. Il testo prese il titolo I colori che circondano me. Non ci titolo più a tale parlando della mia vita di adesso. Penso che i colori che circondano me siano le persone che incontro, con cui ci spartiamo pezzi di vita, la mia famiglia, gli amici, la natura, i dolori e le felicità, la voglia di andare a passo con colori sempre più vivi. I colori che circondano me sono i passi di ogni giorno, sono la vita. Quella poesia che si era fatta luce nel marasma dei miei pensieri di giovane, che ancora deve molto cercare perché ha tanto da trovare, mi regalò tanto. Quella luce, quel nuovo spazio aperto della mente, fece nascere in me l'impellente esigenza di scrivere, riempire i fogli dei tempi morti, che ancora oggi fa da collante tra me e le emozioni. Adesso è giunta l'ora per una parte di voi di lasciarvi libere al mondo. Questa volta non vi accompagnerò con una chitarra, sarà solamente l'anima e il cuore di chi vi leggerà a farvi compagnia. Prendete il volo e volate libere. Io a piccoli passi vi prometto che andrò incontro alla mia passione ogni giorno. Quando una passione chiama, il cuore risponde. Lo sapete bene voi, che ogni giorno mi aiutate a crederci. Noi ci rincontreremo spesso, promesso. Mi avete insegnato a credere che poesie, canzoni e tutto quello che ne deriva finiranno quando finiranno le emozioni. Mai. Non c'è poesia senza uomo e non esiste uomo che non abbia la poesia dentro sé. Ecco, in queste pagine troverete un po' di tutto ciò. Forse la mia prima canzone non era poi così banale fuori contesto come pensavo. Sapeva già un bel po' di me. Bellissima introduzione, anche per metterci, come ha richiesto l'autore stasera, in una condizione quasi informale, proprio di stabilire un contatto con voi tantissimi. Veramente questa non è una presentazione di un libro, cioè io partecipo spesso per vari motivi, 10, 15, 20 persone, è un happening, Pasquale, veramente, vuol dire che il paese ti vuole bene, cioè, oltre l'interesse naturalmente letterario per il libro. Ne abbiamo presentato uno anche ieri, un altro, Giovane dei Pitti, di libro, e c'è un filo conduttore probabilmente che lega, no? L'appuntamento di ieri a quello di stasera. Io credo di sì. Questo filo secondo me è la passione, no? Ce ne siamo già resi conto adesso mentre Pasquale parlava, peraltro ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, no? Perché io sono rimasto sorpreso di questo grande amore che è dentro, di questa passione, ed è questo filo proprio che ci porta a mettere in moto quel motore che è dentro di noi per esprimere, come peraltro ha detto adesso, delle emozioni, che non è facile, cioè, perché tutti, come dice Pasquale nel libro, abbiamo le vene poetiche dentro di noi. Il problema, la cosa difficile è farli uscire fuori, cioè portarli in superficie e poi concretizzare, come in questo caso, in una pubblicazione come ha fatto Pasquale. Ecco, proprio questa esigenza di comunicare che è fortissima in lui. Come ho scritto nei giorni scorsi nel Miracolo, lui effettivamente usa tantissimi mezzi, li plasma proprio per esprimere quello che ha dentro, la musica, le parole, le poesie, come in questo caso. E cosa c'è di più bello effettivamente se poi
si concretizza questo sentimento, lo si scrive e lo si rende fruibile proprio per tutti noi, per stabilire un contatto proprio tra lui, lo scrittore, il poeta, e chi legge i suoi sentimenti. Lui ha scritto in una poesia o nell'introduzione, non mi ricordo, e questo passaggio se l'avete, dice che il giorno che è impossibile che muoia la poesia, perché il giorno che muore la poesia muore anche l'uomo. E quindi io credo che, tanto ci torneremo poi durante l'appuntamento a parlare più specificatamente di te, di questa idea bellissima che hai avuto, che hai concretizzato, ma cosa c'è di più bello di introdurci proprio all'argomento con Giuliana Palla che legge una poesia. Lascio ai miei sogni. Lasciami i sogni. Lasciami i sogni strade per andare. Mi arrendo a chi mi dà amore. Levigo con pazienza e forza le ferite del tempo. Cerco di dar senso ad ogni mio pensiero, dar senso ad ogni risveglio, addormentarmi con braccia aperte alla vita. Darò valore alle tempeste. Padrone di ogni mio arrivo sarò. Non lascerò piedi sulla mia testa. Abbraccerò tutto quello che sa di vita. Vivrò tra luce che mi dona ogni sogno. Come dicevamo, appunto, cerchiamo di rendere molto confidenziale e informale, come mi è stato chiesto anche da tutti i tuoi amici che interverranno, giusto per mettere sia noi che loro a proprio agio. E li alterniamo, facciamo così, letture di poesia, anche ad quasi una chiacchierata tra te e tutti noi. Quando nasce l'idea, perché tu, come dirai, come sappiamo, hai iniziato a scrivere tempo fa, quasi 7-8 anni fa mi pare, oltre naturalmente che comporre musiche come abbiamo fatto tante volte, arrangiato insieme. Ma quando nasce l'idea proprio di concretizzare e di pubblicare le tue poesie? Allora, l'idea di pubblicare un libro ce l'avevo da sempre, da quando ho iniziato a scrivere. Naturalmente davo priorità alla musica, perché ho iniziato con quella, quindi mi concentravo solo su canzoni. Poi quest'anno ho deciso di fare questo libro anche per un'esigenza personale, perché mi sono reso conto che per un bel periodo io non stavo più scrivendo, quindi questo mi ha fatto pensare che dovevo far uscire qualcosa per liberare quel cassetto che avevo a casa e per riempirlo un'altra volta, e adesso spero di iniziare a lavorare di nuovo per qualche altra cosa. Dialogo tra due simili, Pier Giorgio G. Bandini. L'indifferenza chiese: ehi pazzo, ma per te che cos'è l'amore? Pazzo rispose: l'amore è quella sostanza che ritrovi in ogni cosa che fai, è l'aria che respiri quando stai bene, la tranquillità nel caos, il caos nella tranquillità. È quella cosa che non diventa mai un peso. La sua bellezza sta nel fatto che è enorme, è forte, ma leggerissimo. Lo si può toccare, lo si può guardare, lo si può desiderare, lo si può persino consumare e non finisce mai. In fondo, credimi, non è poi così impossibile guardarsi negli occhi e sentirsi star bene. Per stare bene basta semplicemente non far perdere troppo tempo ai nostri sentimenti. Pazzo disse: aspetta un attimo, senti, invece per te che cos'è l'indifferenza? L'indifferenza rispose: scusami, ma non ho tempo da perdere, devo andare, sto impazzendo. Io ho
conosciuto Pasquale tramite la musica, è stato quasi per caso, no? Anni fa, poi abbiamo fatto tante cose, diverse cose assieme, anche proprio lavorare su alcune sue idee dei testi, soprattutto per poi arrangiarli insieme a Marco Manno. Ti volevo chiedere una cosa, perché una cosa è scrivere una poesia che poi poesia rimane, una cosa è scrivere invece una canzone. Quando tu ti approcci diciamo dalla fonte, arriva l'ispirazione per scrivere una canzone, scrivi prima la musica o il testo? Io la maggior parte dei miei testi li ho scritti tutti con la chitarra in mano. È nato contemporaneamente sia la musica che il testo. Poi più in là crescendo ho iniziato anche a scrivere senza la chitarra, perché volevo vedere anche cosa riuscivo ad esprimere senza quello scudo che molto spesso mi difende quando scrivo. Perché effettivamente ci torneremo dopo, no? Effettivamente anche nella lettura di alcuni testi, anche se guardate, ho fatto una cosa stranissima stasera, non ci avevi dato il libro prima, ci ha consegnato il libro stasera proprio perché volevo effettivamente creare quella sensazione in senso buono, in senso quasi artistico, di improvvisazione dell'appuntamento di stasera. Effettivamente non ha tutti i toni, poi ci torneremo su questo argomento probabilmente quando parleremo di questa vena blues che c'è in alcune tue poesie, specificatamente in una dove rientra anche peraltro il termine blues, che è un riferimento non solo musicale ma comunque anche di tipico di una specifica zona da dove ci influenza, dobbiamo ammetterlo, moltissimo per quanto riguarda la composizione di musica, soprattutto rock e blues. Appunto. Sì, solleviamo un po' il volume adesso. Al suo sorriso, Giuliana. Al suo sorriso, sorgente di dolcezza, madre di bellezza, terra fertile per struggenti lacrime, respiro di ardenti emozioni. Al suo sorriso, diamante di rara magnificenza, incanto per cuori aridi, linfa per tenere sensazioni, salvezza di attimi scogli. Al suo sorriso, elisir d'amore. Ecco, la poesia al quale mi riferivo prima è particolare, si intitola Se i nuraghi sorridessero al blues. È particolare anche per un altro motivo, è stata scritta da Pasquale insieme a Kelledu Burrai. Ci vuoi parlare di questa esperienza? Perché è l'unica, peraltro, di tutte le 43 poesie di questo libro, scritta in collaborazione con un altro scrittore, con un altro poeta, anche lui di Biti. Come nasce questa, e da dove viene l'esigenza di scrivere con Kelledu questa canzone, questa poesia così particolare? Allora, questa poesia è nata prima dell'idea del libro in sé. Avevo cercato Kelledu perché volevo scrivere una canzone con lui prima di, non lo so, però volevo assicurarmi di scrivere una canzone con lui. E la bellezza è stata che poi è diventata questa una canzone, però poi rivedendo le canzoni del libro ho ripreso il testo originale che avevo scritto con Kelledu ed era un po' diverso dalla canzone e mi andava di metterlo nel libro. E poi Kelledu è stato il primo a leggere questo libro ed è stato lui poi a incoraggiarmi a pubblicare tutto. Adesso non lo fai, ti dico io. Quindi è stato il primo a leggere, mi ha dato delle belle dritte ed è stata un'esperienza che per me è stata unica, perché andare a casa sua e lavorare sul mio libro, lui che ne ha passate tante con la musica, mi ha emozionato ogni sera. Effettivamente poi Kelledu è una persona che ha girato il mondo, peraltro, e poi ci torneremo durante la lettura di
un'altra poesia che è per le strade proprio del mondo. C'è un'influenza di tutti questi viaggi in questa vena blues che hai nello scrivere sia le poesie che la musica? Certo che sì, io penso che viaggiare sia una cosa splendida perché ti fa vivere cose che magari non ti rendi, magari cose che puoi vivere anche dove tu abiti, però te ne rendi conto solo andando in altre terre, in altri posti, che poi la distanza può essere 1 chilometro come possono essere 100 chilometri, però spaziare, andare in ogni dove per me è bellissimo, e farlo a volte anche in compagnia di splendidi amici è anche una cosa bella. Ed effettivamente l'amicizia, oltre che l'amore e i viaggi e la natura, è uno degli elementi fondanti, quelle cose che scrivi e che musichi. Adesso Pier Giorgio Bandino ci legge Ninna Nanna del tempo. Una casa che cade, il cielo che tuona e le stelle che brillano ancora. Fai un passo e ti uccide. La crudeltà ormai a cena. Quanto ci piace parlare col fucile. La giustizia non è il sangue dell'uomo, ma le lacrime di chi deve pagare. Chi credo e chi sfido. Creda ai sogni al mattino che mi hanno cullato per tutta la notte. Sfida il male stanotte, che non trova riposo in quel cuore assettato di pace. È passato un secondo, ma non è ancora tardi per iniziare a calmare il mondo. Chi divide il nero dal bianco, nonostante il 2000, ma mi chiedo quale sia il traguardo. Si va in guerra per pace, ma la pace è che l'uomo impari a posare le armi. Sai, ogni 8 secondi ci lascia soli al mondo una bellezza che gli dava vita, canticchiando e stonando la ninna nanna del tempo. E un applauso anche al pianista che ha scelto un effetto